Migliaia di migranti, rifugiati e richiedenti asilo sono al centro di un disastro umanitario in Bosnia ed Erzegovina. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, circa 2.500 persone non hanno un rifugio e lottano per sopravvivere alla fame, alla sete e al gelido inverno balcanico. Di fronte a questo tragico scenario, una delegazione italiana del gruppo SD del Parlamento europeo, di cui faccio parte, si recherà in questi giorni in Croazia e Bosnia per raccogliere una testimonianza diretta della drammatica situazione dei migranti alla frontiera tra i due paesi. In Croazia visiteremo l'Hotel Porin, il centro governativo di accoglienza per i migranti e rifugiati. In Bosnia, invece, andremo nella zona di Bijac, in particolare al campo di Lipa, dove bambini, donne e uomini si trovano costretti a vivere in accampamenti disumani. Incontreremo le ONG, che offrono il loro prezioso aiuto sul campo, ma anche le comunità locali. Servono soluzioni sostenibili, basate su una strategia di asilo e di immigrazione solidale tra gli Stati membri. Abbiamo bisogno di rotte migratorie sicure e migliori condizioni di vita nei paesi di origine, che possono essere raggiunte attraverso lo sviluppo di politiche economiche e sociali sostenibili. Ma serve soprattutto, come il Parlamento europeo ripete da oltre un anno, un'immediata azione umanitaria per aiutare quelle persone che rischiano ogni giorno la vita e che subiscono respingimenti e violenze inaudite e non più tollerabili.